Un estintore staccato dal muro e lanciato con furia nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza con la pretesa di essere visitato immediatamente. Il folle gesto ieri di un ubriaco che ha poi scaricato la sua furia contro gli infermieri ripropone oggi la questione sicurezza per i sanitari, quotidianamente al lavoro per la comunità, letteralmente in trincea. Ci troviamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria, in modo particolare nel pronto soccorso che, ricordo, è uno dei pochi spazi a libero accesso delle strutture sanitarie. Qui va rafforzata sicuramente la sorveglianza, perché è un problema da un punto di vista sindacale assolutamente di sicurezza sul posto di lavoro. Provvidenziale l'intervento dei Ranger, della sicurezza interna e successivamente delle forze dell'ordine che hanno preso in carico il soggetto, evitando che personale del pronto soccorso e anche tutti gli utenti che a quell'ora affollavano le sale d'attesa potessero riportare dei danni. I casi di aggressione degli ospedali sono in crescita esponenziale. I dati aggiornati al 30 settembre in Veneto prevedono il raggiungimento di quota 2500 a fine anno. 4 anni fa erano solo 220 gli episodi denunciati. Se pensiamo che già operiamo in condizioni di carenze di organico e i nostri organici nei prossimi anni subiranno delle contrazioni importanti, questi fenomeni non possono che disincentivare le persone e gli studenti a iscriversi ai nostri corsi di laurea. Un altro dato: 3/4 delle borse di studio della medicina d'urgenza e emergenza sono rimasti scoperti. Quindi veramente ci troviamo a forte rischio che un giorno un cittadino arrivi in un pronto soccorso e trovi le porte chiuse perché non c'è il personale. Uno scenario inquietante che va scongiurato. La realtà vicentina si pone in una posizione media a livello nazionale per quanto riguarda rischio e pericolosità, ma occorre assolutamente fare di più. La presenza di un presidio fisso di vigilantes, ad esempio, si è rivelata una scelta opportuna. Ma non basta. Si tratta di promuovere leggi, una delle scorse, la 137 di ottobre, che è andata a inasprire le sanzioni per chi commette atti di violenza e minacce all'interno dei locali sanitari. Oltre a questo un piccolo elogio a quella che è questa azienda. L'azienda Ottoberica ha da poco messo in atto all'interno del pronto soccorso un ambulatorio in più volto a sgranare quello che è il pronto soccorso da quelle che sono le urgenze lievi, riducendo le permanenze in pronto soccorso e in questo modo anche disincentivando episodi di violenza.